Buongiorno a tutti e benvenuti da Palazzo Ferrofini. Siamo qui oggi per presentare, sono qui in veste di consigliere per presentare la 20ª edizione del Palio del Ruzzante, che si terrà domenica 28 settembre a Fiesso d'Artico presso la splendida Villa Contarini. Questo evento è per noi compaesani è un grandissimo evento, è una festa popolare, molto sentita, ci unisce molto come comunità e è una festa storica in cui abbiamo l'occasione di celebrare un momento della nostra storia di Fiesso d'Artico e quindi siamo negli anni del Cinquecento e in cui gira tutto intorno a una figura emblematica che è il Ruzzante, che era una figura del teatro del Cinquecento e è una rievocazione storica perché si tratta di una gara a squadre, che queste squadre provengono da tutta la riviera del Brenta, che si sfidano a trainare il Burcio, la vecchia barca, e con questa prova viene cronometrata e unisce, si vede la forza fisica dei tiranti e anche lo spirito di squadra, l'abilità e anche la determinazione in questo grande sforzo di raggiungere il più breve tempo possibile la fine del tratto che loro devono percorrere. E non è solo questo, è anche la sfilata di costumi d'epoca e anche in questo evento viene proposta a livello gastronomico vengono proposte una serie di piatti tipici antichi. Il tutto viene organizzato da 20 anni dalla Proloco di Fiesso d'Artico, una grandissima realtà composta da volontari che ringrazio vivamente perché ogni anno e in ogni loro evento ci mettono tantissima passione, tempo ed energia e tutto volontariamente e gratuitamente, perché è da sottolineare. Senza i volontari i paesi non sarebbero più vivi, non potrebbero più avere un'anima come lo hanno oggi, tuttora. Questo evento è importante anche perché coinvolge tutte le generazioni, dai bambini piccoli alle persone anche con esperienza, proprio perché c'è un angolo dedicato a tutti. Da sempre il Palio del Ruzzante è supportato e viene per noi della Regione Veneto, che ci crediamo in questi eventi che hanno un valore culturale di spessore e a livello sociale anche, perché è un momento di aggregazione. Ci danno la possibilità di rimanere un po' di rivivere questi momenti autentici di storia che per noi ci hanno dato molto. Diciamo che in quella giornata lì tutto il paese fa festa e quindi per noi è una tradizione consolidata da sempre. A riguardo diciamo è stata istituita 20 anni fa e con essa anche il gemellaggio che Fiesso d'Artico fa con il comune francese Saint-Marcellin e infatti di solito, insomma, in tutte le edizioni c'è presente anche la squadra del paese con il quale siamo gemellati. Ma di questo bellissimo evento, che ricordo, insomma, ci sarà domenica 28, adesso abbiamo la possibilità di vedere un piccolo spezzone, un piccolo video al quale do
l'ok per la visione. Grazie. Ecco, dopo la visione di questo video io inviterei la Presidente della Proloco, Raffaella Barbato, a salire qui per darci tutti i dettagli e insomma anche la loro testimonianza su questo bellissimo evento che da 20 anni organizzano. Prego Raffaella. Allora, siamo partiti buongiorno intanto a tutti, siamo partiti dalla ricerca delle radici profonde della cultura veneta. Il Naviglio Brenta ha rappresentato per secoli la via più naturale che univa la Serenissima a Padova e alla terraferma. Lungo questa vena d'acqua, un tempo, stando alle illustrazioni che ci ritraggono dal Seicento, più larga e maestosa di quanto sia oggi. Si svolgevano traffici, si intrecciavano relazioni umane, si attuava in breve quello scambio tra popolazioni e le economie, e che è l'essenza stessa del trasporto. Le barche si sono susseguite ininterrotte, costeggiando prima le campagne mal bonificate che erano oggetto di contesa fra la dominante e i carraresi, poi le ricche ed eleganti ville che il patriziato veneziano eresse per mostrare poi la propria potenza. Infine le fabbriche che nel corso dell'Ottocento segnalarono il clima mutato e una nuova economia, ora a base industriale. Solo con la diffusione del trasporto su gomma, vale a dire dopo la fine dell'ultima guerra, il mestiere del barcaro tramontò per lasciare spazio a un uso pressoché unicamente turistico del corso d'acqua. I barcari, prima dell'avvento novecentesco del motore, usavano i diversi modi di propulsione delle barche, che per il trasporto di merci erano per lo più sul tipo del burcio. Si poteva navigare a seconda di quando si poteva seguire il filo della corrente e quando questa permetteva una discreta velocità a vela, solo se il vento era favorevole a remi. Con barche piccole, ma in modo più diffuso, più pittoresco, era certo il traino. Si potevano usare degli animali, di alcune famiglie di cavallanti si ha ancora memoria. Oppure trainare era il compito di uno dei barcari, il paron. Se ne stava in barca a reggere il timone. Il marinero, ossia il garzone, trainava dalla riva.
Di questo modo di condurre le barche esistono varie notizie, sia di natura letteraria che soprattutto di questo modo iconografica. Scusa. L'esempio più insigne del primo tipo è certo quello che troviamo in Ruzzante, Bilora. Bilora, maschera che presenta le stesse caratteristiche del Ruzzante, è stato tradito dalla moglie, proprio perché per arrotondare gli introiti del suo lavoro di contadino era occupato come trainante di barche. Come vi abbiamo fatto vedere poc'anzi, vi ha fatto vedere il nostro consigliere, da ormai 19 anni, questo è il 20°, a Fiesso d'Artico si svolge il Palio del Ruzzante. Si tratta di una manifestazione che ha acquisito un ruolo prestigioso nella Riviera del Brenta e che interessa tutto il Veneto, per il significato culturale e identificativo data alla rievocazione di un lavoro, quello del tirante di barche, tipico di questa zona. Il Palio è una competizione fra squadre che si sfidano a trainare una peata di diverse tonnellate. Si svolge su 2 manche, una in favore di corrente e l'altra controcorrente, in un tratto di fiume misurato che varia dai 150 ai 200 metri. La barca è trainata da 5 tiranti, è possibile sostituirne 3 nella seconda manche, per cui le squadre devono essere composte da 8 persone. Da quest'anno sarà previsto un premio in denaro per le prime 3 classificate e, come negli altri anni, un omaggio a tutti i tiranti. Ci sembra sia piuttosto naturale che le squadre siano espressione delle società sportive, delle palestre, in generale del mondo che si interessa di cultura fisica. Ciò permette, fra l'altro, di semplificare gli adempimenti relativi alle certificazioni per l'attività sportiva agonistica. Partecipare crediamo un motivo di orgoglio per chiunque e a maggiore ragione per gli sportivi che vivono e operano nella Riviera del Brenta. La Proloco di Fiesso d'Artico è orgogliosa di portare avanti il nostro palio e ringraziamo l'assessore Vianello e tutti voi per l'invito. Grazie. Io ringrazio Raffaella per averci dato la storia del perché è nato il Palio. Inviterei anche qualcun altro dei volontari e dei figuranti, se vogliono venire a dire 2 parole. No, sono molto timidi, e quindi allora ok, va bene, allora non vogliono aggiungere niente perché la Presidente Raffaella ha completato a pieno, insomma, anche i saluti da parte loro. Quindi doppiamente vi ringrazio e invito tutti a domenica 28 settembre a venire a vedere il bellissimo palio sulle rive del Naviglio di Fiesso d'Artico. Grazie a tutti.